Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, ci siamo lasciati da consigliere regionale, adesso come dire, sta per raggiungere Roma, no? Perché significa, direttore, che mi portate bene e che quindi insomma dalla mia rientrata in consiglio regionale oggi insomma deputato. In 2 anni è cambiato totalmente il mondo. In 2 anni è cambiato il mondo, in 2 Fuori anni da il tempo tutto. è galantuomo, in 2 anni credo che le scelte siano state ponderate e giuste, ma ancora di più insomma in 2 anni la volontà insomma di ripartire da dove avevamo lasciato. Wanda Ferro, chi è? Quella che ha resistito fuori da tutti o quella che oggi si gode il successo elettorale? Wanda Ferro è quella, un po' mi ricorda una frase che ho letto l'altro giorno su internet, non la vittoria sempre, ma resistere sempre. Quindi ho resistito e ovviamente oggi sono la Wanda che ha fatto esperienza in politica, anche alcune volte esperienze sul piano personale molto dure e che oggi ovviamente festeggia insieme agli elettori un risultato credo brillante non soltanto in Calabria ma nel sud Italia. Fuori da tutto, scomparsi praticamente tutti, adesso dentro da vincitrice ha riscoperto l'amicizia, l'affetto, il rapporto. No? Beh, si riscoprono tante persone che forse insomma sempre pronti a salire sul carro del vincitore, ma si riscopre anche quella gente straordinaria, no? Che io definisco le persone con le scarpe sporche di fango e le mani pulite, che ti hanno accompagnato in un percorso, in un territorio sicuramente non facile perché non era il mio territorio naturale, nel senso un territorio che conoscevo, vivevo nella quotidianità, però insomma alla fine il risultato è venuto, credo una bella scommessa, una scommessa dove ha vinto anche quel voto fra virgolette di protesta rispetto alle tante promesse mai mantenute che la politica deve in qualche modo mettere da parte una volta per sempre. 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, la individuano come candidata alla presidenza della regione sapendo no, dell'esito delle elezioni. Poi rimane fuori, dice vabbè è rimasta fuori, però ha fatto una bella battaglia, l'onore delle armi, tutti a complimentarsi, complimenti, però lei sostanzialmente era fuori. Pur essendo, come dire, la miglior perdente, è una cosa terribile, la miglior perdente che rimane fuori. Comincia questo iter giudiziario lunghissimo, estenuante, i sì, noi, forse, vedremo, chissà, si arriva, poi la giustizia le dà ragione, entra in consiglio regionale, comincia a farsi sentire, approda in Fratelli d'Italia, accetta di condividere con la Meloni questo percorso nuovo, stessa radice politico-culturale, quindi non si sposta di molto, lascia Forza Italia dove evidentemente non si è trovata anche bene mi pare, no? Beh, sicuramente non ritrovavo più quella comunità umana e sono ritornata a casa dove ho trovato la mia gente, dove ho trovato di nuovo quell'entusiasmo per ripartire, ma soprattutto auspico dove potrò avere quell'agibilità politica, dove ci siano regole uguali per tutti. Chi ha voluto che lei entrasse in Fratelli d'Italia? Devo dire, dall'indomani del dopo regionale, insomma, scese già Rampelli in Calabria più volte per sollecitarmi questo passaggio, per offrirmi il coordinamento regionale, a seguire ovviamente Giorgia con una grande insistenza fino insomma, alla data del congresso dove mi ha detto adesso è arrivato il momento di decidere. Per me i passaggi non sono mai stati una cosa, devo dire, naturale, ecco, non ho questa disinvoltura, fermo restando ovviamente che, come dicevo, è un percorso che mi ha visto sempre nella coerenza di quello che secondo me deve essere un valore in politica. È stato un passaggio fatto poco meno di 2 mesi fa, che ha dato brillanti risultati, ma dal quale oggi non si segna un punto d'arrivo ma semmai un punto di partenza, radicare un partito che oggi trovo molto debole sui territori, devo essere sincera, ma c'è una prateria di entusiasmo intorno a questa figura di donna, unica leader
al femminile, ma che ha quella capacità di trasmettere insomma, delle battaglie e dei valori comuni, quindi insomma, si riparte andando a costruire non soltanto un contenitore che già c'è, mettendoci il giusto contenuto all'interno. Ha evitato la seconda trappola, perché lei si aspettava la candidatura a Catanzaro, il collegio di Catanzaro invece la spingono, la posizionano in un'area difficile, che è quella del Vibonesi, avendo dei competitor insomma ben attrezzati e forti. Infatti alla vigilia, diciamocelo francamente, in pochi ci credevano, avrebbero scommesso sulla vittoria, o no? Lei è uno di quelli che ci ha creduto sin dall'inizio, devo dire, tutto nasce intanto con questo mio passaggio e non una richiesta di candidatura. È arrivato il momento invece che il partito ha chiesto ai 2 consiglieri regionali, a me e a Fausto Orsomarzo, di scendere in campo, come è giusto che fosse. Io ho avuto il privilegio di essere prima al centro-sud nel proporzionale, secondo al centro-nord dopo Orsomarzo, e poi rispetto anche a quell'esigenza di candidare le donne ho dovuto fare un uninominale. A quel punto io ho chiesto Catanzaro, il primo partito a scegliere era Forza Italia, e quindi devo dire tra la scelta di Tallini e Mangialavori è stato scelto Catanzaro e allora è stato proposto Vibo. A un certo punto, per non creare disagi, devo dire, e competizioni con una persona che stimo profondamente come Giuseppe Mangialavori, avevo addirittura detto che sarei stata disponibile a candidarmi sull'Alto Tirreno Cosentino, il partito ha deciso Vibo Valentia, non essendo un concorso vinto, io sono scesa in campo e devo dire, sbaragliando un po' quello che è stato il pensiero dell'ennesimo rito pagano e profano, in qualche modo insomma sono scesa, sono stata tra la gente, ho girato il territorio e ho fatto anche una scelta che mi ha in qualche modo preso qualche giorno di riflessione. Non volevo vincere al proporzionale, dove invece siamo andati anche molto bene, pur essendomi dedicata molto poco e comunque con dei bravi candidati. La mia scelta è stata cercarmi il pane, cioè voler vincere l'uninominale, il pane con i cittadini, la fiducia. Però lì praticamente quando gli hanno detto no Catanzaro, insomma ci è rimasta un po' male. Ci sono rimasta male perché il mio capito, collegio questa è la seconda volta certo, che mi vogliono fregare, insomma, lo dica chiaramente. Esattamente, ci sono rimasta molto male male perché ritenevo insomma doveroso, insomma in qualche modo anche rispetto, devo dire, all'impegno che ho sempre profuso e soprattutto nella condizione dove probabilmente Fratelli d'Italia, per le percentuali che gli stessi sondaggi, poi è stato anche qualcosa in meno rispetto ai sondaggi non in Calabria e non nel mio uninominale ma in generale, non poteva sicuramente fare una scelta per esempio al Senato di Catanzaro, era ovvio che fosse l'uninominale di Catanzaro con un gioco di squadra differente. È andata così e credo che sia andata bene, insomma alla fine la buona politica, ho messo nello slogan, non ha confini. Intendevo dire non ha confini territoriali per chi voleva insomma dire che era una straniera arrivata, ma non ha confini neanche... Ma ha dovuto trovare delle alleanze perché... Intanto devo dire un gioco molto bello di squadra fatto con Giuseppe Mangialavori che è al numero 1 al Senato con Forza Italia e che ha dimostrato che la lealtà insomma, esiste in politica e certamente insomma, c'è stato in qualche modo un valore aggiunto e reciproco rispetto alla nostra esperienza, al nostro porgerci verso la gente, ad un candidato stimato come professionista, come uomo, come cittadino e anche come politico. Lei è andato nel territorio dove c'è un imprenditore di grande spessore che lei voleva coinvolgere già nel momento in cui si è candidata alla presidenza del governo regionale, no? Che questa volta devo dire non ho avuto il piacere di incontrare Pippo Callipo, persone che ritengo un valore aggiunto, ma per quanto mi riguarda insomma era giusto che facesse lui come è avvenuto alle regionali, fu una scelta di per me un privilegio che Pippo Callipo in qualche modo mi facesse una telefonata per dire pur sapendo che il centrodestra non vincerà la competizione alle regionali, in questo caso ecco, ho voluto lasciare a lui la scelta, non ho avuto modo di contattare nessuna telefonata, ma non perché c'è quel rapporto di parentela con Giuseppe Mangialavori, perché ritenevo veramente opportuno in questa occasione in qualche modo rivolgermi ai territori e mettere anche a prova me stessa, no? Cioè, alla fine è stato un mettersi
quotidianamente, avevo forse il collegio più combattuto, l'onorevole Censore, che era con un apparato di partito che ha visto il Presidente della Regione presente in quasi tutti i comuni, con l'onorevole Mirabello, con, devo dire, tanti sindaci, il Presidente della provincia schierato, e dall'altra parte, insomma, credo una delle candidate del 5 Stelle più visibili, non ai territori, perché ho chiesto in tutti i comuni dove sono andata se l'onorevole Nesci è stato detto che per 5 anni non è mai andata in nessuno di questi comuni tranne in quello suo di residenza. Quindi devo dire una bella scommessa, una scommessa vinta, dove si sono alzati anche i toni, perché non era la volontà di fare una polemica, ma di far vincere l'idea ai calabresi che era arrivato il momento di liberarsi da determinati condizionamenti clientelari. Quindi lei ritiene il suo voto un voto libero dato dai cittadini liberi? Un voto libero, perché alla fine, insomma, per senza chi percorre... promesse, senza... Io ho girato la Calabria in lungo e largo, da sempre, faccio politica da quando avevo 14 anni e devo dire anche nei 2 anni di commissariamento a Crotone pensavo che fosse una provincia straordinariamente bella ma meno fortunata. Se uno mi dicesse su Vibo il Vibonese, che ritengo essere una delle province proprio per straordinari scenari ambientali, per veramente forse con una vocazione turistica importantissima, e beh, Cristo non si è fermato ad Eboli, si è fermato a Vibo al Vibonese, c'è una viabilità impercorribile, ma di strade importanti, penso alla strada che collega Serra San Bruno a Tropea. Ma la gente però perché non si incazza la gente? Scusa. Io credo che la gente sia rassegnata, deve pure ed è quello che io scendere volevo in piazza, urlare, dire così non si può vivere. Ed è quello che io vorrei. Per me, per esempio, aver vinto Censore, io non ho vinto contro qualcuno, io ho vinto per qualcosa e per qualcuno. E vincerlo, per esempio, nelle Serre, lui insomma è residente di Serra San Bruno, per me non ha significato aprire una questione di campanile, però probabilmente dire ai cittadini: ma voi dovete ribellarvi a questo stato di cose, non si può in campagna elettorale girare con 1,5 milioni di contributo per le strade provinciali dove non basteranno 300-400 milioni per le condizioni della viabilità, la Mileto che collega la Salerno-Reggio Calabria, ripeto, Serra San Bruno che collega territorio isolato, insomma, da questo punto di vista. È un territorio straordinariamente bello ma impercorribile, cioè non ci sono buche, ci sono voragini, ci sono frane ovunque, ci sono scuole dove la sicurezza non esiste, c'è sicuramente anche, credo, un mancato sviluppo. Penso al Parco delle Serre, che è un po' diventato in campagna elettorale una forma di ufficio, tra virgolette, di collocamento per gli incarichi a 2 mesi. Dare oggi il piatto di lenticchie e domani avere nuovamente fame, credo non paghi più. E credo che sia stato un voto responsabile. Poi sicuramente ho denunciato e continuerò a farlo politicamente le cose che non vanno, penso alla nomina del direttore sanitario dell'ASP di Vibo che non ha i titoli, ci sono dei ricorsi che io ho letto, quindi mi baso sui ricorsi fatti. Penso per esempio a un pronto soccorso che è venuto a testimoniarlo Grasso, essere insomma l'ospedale peggiore d'Italia. Insomma, poi mi chiedo dove è stato Grasso e la Lorenzina in questi anni e allora inizio a fare una riflessione differente. Credo che sia stato un momento dove i cittadini hanno dato fiducia ad una persona che non era di Vibo, anche se ci sono i 22 comuni del Basso Ionio, un po' il vecchio collegio segretario, ma forse anche ad una storia che ha contraddistinto la differenziazione delle cose più normali. Quando si mettevano i cartelli fine competenza strada provinciale di Catanzaro, lo si faceva più che altro se c'erano incidenti per tutelare l'amministrazione. Oggi dico che abbiamo tutelato anche l'immagine. Senta, la prima telefonata che ha fatto quando hanno designata a Vibo, nel collegio di Vibo come candidata? Allora, la prima telefonata che ho fatto l'ho fatta a Michele Traversa, ovviamente, insomma, che mi ha seguito, mi ha affiancato, mi ha sostenuto, mi ha detto: scendi, vedrai che la gente ti riconoscerà il valore che meriti, insomma sarà un'esperienza. La seconda l'ho fatta ad un amico di Vibo, un imprenditore, Mimmo Arena, che si candidò qualche anno fa, insomma, per cercare di capire quale fosse, se c'era, ecco, l'humus. Più che l'humus, se c'era la volontà di una forma anche di accompagnamento, soprattutto in un territorio, e chi mi conosce
e sa come faccio politica, dove ovviamente non conosci quasi nessuno e dove non vuoi inciampare, dove ti interessa solo un certo tipo di consenso, il resto non mi interessava. Un territorio anche molto particolare da questo punto di vista. Il rischio di rimanerci imbrigliato. Poi ho avuto la fortuna perché ho avuto un papà che ha fatto il medico tanti anni a Chiaravalle, a Serra San Bruno, ho avuto uno zio che è stato alla guida del corpo forestale nelle Serre tanti anni fa, ma che ha lasciato persone che hanno lasciato un buon segno e quindi comunque degli appoggi un po' più sereni e più tranquilli. Fermo restando ovviamente che ho detto sin dall'inizio che qualunque mano stretta che non conoscevo avrebbe avuto il giusto approfondimento all'indomani, non per fare la politica con la morale, ma non la si fa neanche senza, cioè mi interessa veramente essere libera di poter lavorare insieme ai cittadini, insieme anche ad una parte, lo dico, di, fra virgolette, uscita qualche notizia, qualche indiscrezione, seppur piccola, ma insomma di qualche esponente che non si è riconosciuto nel PD, non si è riconosciuto in 5 Stelle, ha premiato magari la persona. Io ho sempre detto che la politica non ha confini, era uno slogan sul territorio, ma anche non guardavo, a me interessava... Anche una bella furbata, diciamo, in quel momento dice guardate, questa è la mia proposta. Io il voto lo chiedo a tutti, lasciate la bandiera da parte, insomma, votate la persona, mi pare quello era uno slogan ammiccante all'elettorato a 360 gradi. Ma anche perché credo che per risolvere i problemi di quel territorio, e auspico ovviamente che adesso le istituzioni tornino a fare le istituzioni. Quanti un po' di Dem l'avranno votata, no? Io credo proprio quelli di sì. Scontenti della candidatura di No, io credo non tanto per un fatto di... Probabilmente c'è stato... Si è votato anche contro, no? Io credo che c'è stato un PD che non ha voluto dare il riconoscimento a uomini e donne del PD in questi anni. Faccio un esempio, risulta che ci sia una sentenza del Consiglio di Stato per una nomina che fu fatta alla presidenza del Parco delle Serre, che poteva essere sanata dal governatore Oliverio, senza una nomina di un commissario che eventualmente porterà dei danni eventuali della Corte dei Conti. E allora probabilmente non ci si crede più, ma non si crede più ad un progetto che era quel progetto che si era messo in campo, ecco. E credo che questo sia stato insomma un grande errore, è stato l'errore di un presidente che ha parlato ai cittadini ed è arrivato nei comuni solo alle elezioni, ha parlato di finanziamenti della depurazione, giusto, ma erano finanziamenti presenti 1 anno e mezzo fa, dati solo a 10 comuni montani. 1 anno e mezzo fa erano già previsti nel piano del Sud, ha parlato di decreti della legge 24 che non erano registrati, ha parlato di tanti impegni, la discussione sugli LPU e gli LSU. Non possiamo dimenticare che non sono più i giovani, adesso sono persone che hanno necessità, auspichiamo, non lo ha fatto Gentiloni, il decreto, ma è un PD che governava a livello nazionale e a livello locale, per la stabilizzazione di queste tante risorse umane che ormai hanno competenze, hanno anni anche l'elenco fatto in campagna elettorale in ordine alfabetico, penso al problema dei mobilitati in deroga, addirittura alle nomine commissariali alle ATC Caccia che il TAR ha dichiarato e quindi è stata depositata. Si è cercato si è cercato, adesso auspichiamo, io ovviamente proprio l'altra sera ringraziando a Serra San Bruno ho iniziato i giri di ringraziamento. Ha cominciato? Sì, io non mi sono fermata un solo istante, no, non ho spento mai il telefono neanche per un'ora, devo dire... Immagino avrà ricevuto tanti complimenti. Tanti, avrei voluto rispondere anche a da chi forse, no? Anche da chi magari, insomma... Non ha fatto i salti di gioia? No, direi tanti non hanno fatto salti di gioia. Ma perché? Perché la politica è intesa sempre come l'abbattere qualcuno, cioè come il lasciare impronte calpestando qualcuno. Secondo me è importante lasciare le impronte senza calpestare nessuno. Ma si è sempre nessuno. Sentita un po' ingombrante? Ha avvertito questa... Questo lo avverto da sempre, un po' perché sono una donna molto libera, non ho condizionamenti, non seguo comunque in modo rigido l'idea, se penso che una cosa non sia giusta la dico con grande chiarezza, chiamo le cose con nome e cognome e nello stesso tempo probabilmente anche questo mio essere, non so se eccessivamente presente sui territori, forse non è una cosa che... La sua amica Santelli l'ha chiamata? Mi ha mandato l'in bocca al lupo la sera prima dell'esito del voto, poi non abbiamo avuto modo di sentirci, quindi ci siamo messaggiate via WhatsApp, mi ha chiamato il sindaco
di Cosenza, il sindaco di Catanzaro, devo dire tante persone anche della politica che vanno, non lo so, da Mario Tassone a Nana Veal, insomma, tanti in modo anche molto trasversale, non di gente che mi ha appoggiato, ma di gente che ha apprezzato comunque, insomma, una corsa importante. Poi ci sono state ovviamente come al solito le telefonate più sincere, meno sincere. Ad alcuni messaggi non ho proprio risposto sinceramente, perché ecco, il politichese non sarò mai né politichese, né non parlerò mai il politichese, né sarò mai un politicante, quindi quando ritengo che ci siano persone che non meritano risposta, insomma, rimangono dei messaggi fermi lì, ma non... No. Per esempio coloro che ti dicono ti ho aiutato in questi paesi, non te l'ho detto prima, perché no, no, non scherziamo con le cose serie. Anche perché benché sia un'elezione politica al Parlamento, quando si girano i territori ti capita sempre qualcuno che ti dice me l'ha detto, lo ha fatto, questa è una terra, è un francobollo, quindi cioè, voglio dire, poi facciamo questo da tanto tempo. Si conoscono uomini e cose, insomma. Si conoscono uomini e cose, si conoscono soprattutto persone che hanno la volontà di metterci la faccia, chi capisce anche che c'è in alcuni casi anche il timore, no, di esporsi, soprattutto se si lavora in un ente locale piuttosto. E quindi là c'è un minimo di comprensione, dove non c'è la comprensione, dove si cerca di giocare sempre su troppi tavoli. Perché si prova a passare da ospiti a padroni di casa? Ancora questo non lo vivo come un passare da ospite a padroni di casa, perché spero che i padroni di casa siano un po' coloro che ci hanno creduto in tempi non sospetti e quindi di non andare da sola, ecco, a governare questa casa, di avere tante persone che la governano insieme a me. Certamente poi la scelta finale dovrà essere la mia, ma con quella capacità di ascolto che troppo spesso manca alla politica. Ha sofferto per le mancate elezioni del suo amico, collega Fausto Orsomarso? Tanto. Moltissimo, devo dire, tanto perché lo ritengo intanto una brillante energia, un politico per bene, una persona che ha un grandissimo entusiasmo, che tra parenti è stato tra coloro che hanno insistito, no, per questo mio passaggio in Fratelli d'Italia. Sono convinta e speravo anche, avendo avuto una buona percentuale al centro-sud, di riuscire a trascinarlo, ma devo dire questa legge abominevole. In questo sono stati bravi quelli di Fratelli d'Italia a non averla votata, una legge che oggi mette in discussione quel 40% che sapevamo tutti nessuno avrebbe raggiunto, che vede delle difficoltà per creare un governo stabile. Fausto sono convinta che insomma, ha un futuro davanti a sé di importanti traguardi, dove mi troverà ovviamente al suo fianco e dove costruiremo ovviamente quel percorso di cui parlavamo prima. Quando ha iniziato a fare politica, immaginava un giorno di arrivare al punto più alto, cioè no, rappresentare la Calabria? No. Sinceramente no, perché quando ho iniziato da ragazza a fare politica, quindi come la classica militante, appassionata, che insomma amava attaccare i manifesti, insomma, era una passione molto forte, ma non mi sono data mai dei traguardi, perché il mio maestro Michele Traversa mi ha sempre detto: Wanda, in politica mai fare progetti. E quindi le cose sono venute le più belle quando meno me le aspettavo, quelle meno belle sono state un insegnamento di vita che fanno parte della politica stessa. Quando è rimasta fuori dal parlamentino calabrese aveva l'umore sotto i tacchi, nel senso di dire, vabbè, sì, ce l'ho messa tutta però, sì, non è dipeso da me, e poi ha vissuto sulla sua pelle l'ingiustizia di una situazione di quel tipo, no? Una situazione di quel tipo generato, perché ha generato una sorta di, dice, ma come io... Devo dire un umore sotto i tacchi, perché ovviamente ho vissuto una campagna elettorale dove avevo la comprensione di ciò che accadeva sulla mia pelle e nello stesso tempo... Spettatrice del suo percorso. Esattamente, ero spettatrice di un percorso però dove dovevo dar coraggio a me affinché Wanda potesse dare coraggio agli altri. Poi c'è stata insomma quella ignominia della legge elettorale dove in qualche modo si è interrotto quel percorso che pensavo potesse essere 5 anni di costruzione, no? Di un'opposizione. Poi sono rientrata ed è stata ancora più forte la delusione, un consiglio regionale impantanato,
dove non si discutono le leggi, penso alla preferenza, alla doppia preferenza di genere che già ce l'ha la legge scritta da Flora Sculco, ma dove abbiamo collaborato con la Commissione pari opportunità della Regione, penso al Burco, penso alle tante leggi. Cioè, lì si era fatta l'idea di mi faccio questo percorso da consigliere. Da consigliere, costruisco aveva già sì, prefigurato questo. Sì, l'avevo prefigurato. Poi è arrivata l'occasione. Però rimango in consiglio, dicevo. Sì, rimane in consiglio regionale. Rimango fino all'ultimo giorno previsto per legge, sia perché vorrei sollecitare adesso gli impegni assunti in campagna elettorale ad essere, cioè, vorrei che fossero portati. Qualche mesetto di tempo forse c'è. Qualche mesetto ce l'abbiamo, quindi anche perché le cose andranno. Vorrei supportare il Presidente Oliveri a compiere tutte le cose che sono state dette e portare avanti gli impegni. Ci fermiamo per la pubblicità un attimo, certo. Siamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. In diretta, le manca Alleanza Nazionale onestamente? Mi manca quei momenti che ho vissuto in Alleanza Nazionale, devo dire soprattutto mi manca uno dei passaggi più belli, straordinari ed emozionanti di chi veniva dal movimento sociale, arriva a Fiuggi e vive quella forma di traghettamento che in qualche modo vede una destra. L'ho vissuto anch'io, ero un giovane cronista a Fiuggi con la presenza di Berlusconi. Quando seguimmo il passaggio del Movimento Sociale Italiano ad Alleanza Nazionale, feci delle interviste, conservo questo materiale che è storico, lavoro a passaggio e ricordo, mi è rimasto impresso, alcuni militanti che piangevano perché non riuscivano a sopportarla. Sono state giornate straordinarie, io parlo dalla prima conferenza all'Ergife, quando proprio si decise di costruire questo contenitore che fu voluto anche all'epoca, devo dire, dal Mirante che voleva una destra moderna, una destra di governo. Ci manca quel momento storico, ma devo dire è stato tolto dal simbolo di Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale non per rinnegare quella parte di storia, anche perché è stata lasciata la fiamma che per molti è un simbolo, ma è qualcosa di più che un simbolo, ma soprattutto perché forse è arrivato il momento anche di guardare avanti, no? La storia rimane storia, purtroppo la nostra non è stata una storia che ha avuto un lieto fine, no? Con la scelta di Fini di traghettarci, tutto quello che è stato sotto gli occhi di tanti, per una persona che obiettivamente un politico aveva tutte, devo dire, le carte in regola per poter diventare un leader, invece molte volte si danno delle aspettative grandissime a uomini forse un po' piccoli. Ma forse ha sbagliato i tempi, ha sbagliato un po' di Certo. cose, aveva la possibilità di diventare un leader ma non ce l'ha fatta. Io ne ho avuto modo anche di parlarne qui proprio con Fini e parlammo proprio di questo, facciamo un'intervista un po' di tempo fa. Nel dibattito politico è entrato a gamba tesa anche questa un'aspra polemica, una vecchia diatriba, fascisti, antifascisti, avrà letto, avrà visto manifestazioni, scontri con la polizia, sembrava una piccola tessera recuperata da un vecchio armadio datato negli anni. Anacronistica con questo nostro millennio, perché noi siamo la generazione che non ha vissuto il fascismo, che non ha vissuto il post-fascismo, è credo un modo per in qualche modo distogliere l'attenzione dai problemi seri che questo Paese ha, a partire dalla disoccupazione, dal precariato, da tutto quello che sappiamo, ma soprattutto trasformare la politica nel peggio di quello che ci può essere. Io credo che già gli anni che ha vissuto, non nel mio caso, gli anni di piombo, basta leggere Cuori rossi, cuori neri, qualcosa del genere di Luca Telese, tante sono le pagine buie e triste sia per la sinistra che per la destra. Io credo che oggi la politica e la gente... Esiste oggi la destra e la sinistra? Io credo che fondamentalmente su tante cose esiste, non sono più quelle ovviamente ideologie che facevano parte di quel tempo, ogni tempo ha delle proprie sfide, perché partiamo dal presupposto che probabilmente oggi le sfide che ci richiede il nostro tempo sono sfide molto complicate da affrontare, che fanno paura, devo dire, un po' a tutti.
E allora ecco, dove c'è violenza per me è tutto abominevole, dove c'è scontro, ho sempre creduto nelle rivoluzioni, quelle pacifiche, le rivoluzioni fatte attraverso la mano, la mente e il cuore, non queste cose da piazza che sinceramente per quanto mi riguarda le trovo riprovevoli e soprattutto allontanano ancora di più chi fa politica ma i cittadini dalla politica. Lei è nata nella destra ed è orgogliosamente oggi Sì. donna di destra. Sì. Devo dire, Non mi fa riconosco, passi indietro, niente? no, No? assolutamente, mi ritrovo in quei valori, mi ritrovo ovviamente in quel percorso formativo, mi ritrovo a pieno titolo, sono una donna sicuramente di destra moderata, ma di destra, cioè, E che ci è andata a fare in Forza Italia allora? beh, Forza Italia è stato il percorso che Fini ha condotto con il famoso predellino, sciolse Alleanza Nazionale, io all'epoca ero tra parentesi segretario provinciale di Alleanza Nazionale, sempre eletta da congressi perché non ho mai voluto nomine dall'alto, e con tutto che diciamo, la base e qualche diciamo, fra virgolette ex colonnello si oppose a questa scelta, fu una scelta in qualche modo obbligata. Fratelli d'Italia nasce da non tantissimi anni, a quel punto io da dirigente di Forza Italia, che diventò poi la Casa Comune dove c'erano i socialisti, dove convivevano, devo dire, persone di diverse culture politiche, però alla fine insomma poi è stato un percorso importante che non rinnegherò, quello di Forza Italia, ma un percorso obbligato. Ecco, Io ricordo però che evidentemente le stava un po', cioè, stava un po' a disagio all'interno di Forza Italia, tant'è che a un certo punto lei pensò di mettere in piedi un movimento, se la memoria non mi inganna, no? Voleva fare un movimento contenitore che potesse recuperare l'esperienza della cultura politica della destra, sì. no? Voleva essere intanto un contenitore dove si... Ricordo bene? Sì, ricorda benissimo, dove si traghettava rispetto all'idea di portare delle idee che potessero essere idee ovviamente che partivano dall'imprenditore, dal politico, dall'intellettuale e quindi che fosse un bacino un po' più ampio, che non fosse in concorrenza per carità con un partito, ma che fosse una fucina di idee. Ormai i partiti non fanno più formazione, ormai i partiti non svolgono più quel ruolo secondo me fondamentale che diventano palestre di idee, ma soprattutto dove premi i più bravi. Sicuramente il disagio è avvenuto non soltanto per le regionali all'indomani, i ricorsi, tutto quello che abbiamo, è avvenuto nel momento in cui si è consumato un ennesimo, devo dire, schiaffo, sciocco rispetto ad un voto in più, un voto in meno, che non faceva una rondine non fa primavera, ma che significava che veramente alla fine ognuno all'interno di quel partito decide di fare ciò che gli pare e piace. Per me questo non va bene. Del resto i giornali li stiamo leggendo quotidianamente rispetto per esempio a delle posizioni all'interno stesso di Forza Italia che secondo me nei prossimi tempi dovranno sicuramente chiarire. Per carità rimarrà per me un percorso importante, ma dove alla fine ho vissuto sì gli ultimi tempi con grandissimi disagi, quasi a sentirsi un estraneo in casa propria, e questo non va mai bene, no? Perché la casa l'abbiamo costruita ognuno per la nostra quando parte. ha comunicato che sarebbe andata via? Devo dire grandissimo dispiacere, perché io l'ho fatto nell'arco di 12 ore. Ho mandato una lettera al presidente Berlusconi, per conoscenza Iole Santelli, una lettera a parte a Iole, poi ho mandato il comunicato ai giornali e nella chat di gruppo ho ringraziato i consiglieri, anche in quel caso molti hanno scritto lunghi papelli ai quali non ho risposto, altri invece meritavano la mia risposta. Devo dire, si sono detti tutti molto dispiaciuti, credo che alla fine, insomma, comunque non è stato fatto da parte mia con la volontà di far male ad un partito dove sono stata, però di ritrovare quella carica, quell'entusiasmo, quella voglia di fare politica. E non dovendo camminare sempre con le spalle al muro, cioè sempre, ecco, era diventato un po' una vita con lo specchietto retrovisore. E devo dire, si è detta molto dispiaciuta Iole Santelli, so che il presidente Berlusconi, lo devo dire perché insomma sarebbe disonesto da parte mia, mi ha sempre stimato e quindi sicuramente insomma, è rimasto molto dispiaciuto, però credo che poi alla fine nella vita arriva anche il momento di seguire il cuore, no? Il cuore inteso fare politica con la passione, con il cuore. Senta, Berlusconi che l'aveva incontrato quando si candidò alla presidenza della regione, quando andò lì a chiedere anche
quali fondi ci Disse fossero neanche un euro e a così è stato. disposizione. E così è stato. Disse che non c'erano soldi, gli fece i complimenti per i capelli, Sì. no? Vero, Fece vero. i complimenti per i capelli, Vero. poi disse ma i fondi per la competizione non c'è una linea, Neanche un euro. mentre Scopelliti, candidato qualche anno prima, sempre alla presidenza della regione, beh, un po' di Tutti i soldi. presidenti prima hanno goduto di ampie risorse. Lei anche questo Anche in zero. questo infatti non credo di essere io a portare sfortuna, mi disse che mi avrebbe dato una mano, ecco, magari con la stampa nazionale, ma io Berlusconi poi lo rividi altre 3-4 volte durante i miei 2 anni e mezzo, non tramite partito. Ho avuto il privilegio di fare lunghe chiacchierate nei 2 anni e mezzo in cui sono stata fuori dalle istituzioni, dico privilegio perché è un uomo col quale si può parlare di tutto lo scibile Che cosa le ha umano. detto quando lei Ma era lui fuori? ha sempre detto che riteneva Ingiusta questa cosa? ingiusta questa cosa, che dovevamo aspettare questo ricorso, che sicuramente insomma, mi avrebbe dato ragione rispetto anche ad un'azione credo nobile da parte mia. Io non ho mai impugnato tutta la legge, anche perché non avrei dovuto farlo io, casomai, ma comunque per me era uno strumento per far saltare un po' il banco, ma quando si perde bisogna avere la dignità anche dello sconfitto, altrimenti quello che noto molte volte è che quando le persone si dice che si riconoscono a tavola, al tavolo del gioco, molte volte no? In altre occasioni, in questo caso nella sconfitta un politico si riconosce, no? Alcuni perdono proprio bisogna sempre affrontare tutto con la sobrietà e soprattutto anche con una forma anche di autocritica. La mia autocritica è non aver imposto delle condizioni in quel caso, no? Ma pensavo... Il Presidente Berlusconi è stato molto affabile, molto affettuoso e ovviamente a lui auguro serenità, auguro dei traguardi. Purtroppo poi diventa difficile oltrepassare dei filtri che non sono i filtri che dicono i giornali assolutamente, sono dei filtri differenti, sono dei filtri politici dove c'è sempre la preoccupazione che si possa guadagnare qualche postazione in più. Ma non è questo, insomma, no? Poi alla fine non è questo. La politica è fatta anche di altre cose. La no? politica è fatta, secondo me, di comunità umana, la politica è fatta di percorsi comuni, anche di confronti e di scontri, però deve essere ricchezza, non può essere vissuta solo per paura. Senta, si è mai sentita sola in questo percorso, in questi anni? Sola no, perché quando si ha la fortuna di avere una famiglia, inteso, cioè, il primo anno è stato molto difficile, molto duro, quindi ovviamente io ho avuto una mamma molto presente, però non sono stata sola perché ho avuto persone come Michele Traversa, ma la stampa, le emittenti televisive, nessuno mi ha fatto mai sentire un cadavere politico, mai, mai. Al di là di quello che poteva essere l'indirizzo... Forse altri al suo posto avrebbero Altri gettato la avrebbero spugna, mollato, forse, anche perché no? insomma il bilancio è stato pesante, è un bilancio di una scelta fatta per tanti anni sulla e per la politica, credo senza neanche averne mai approfittato. Anche dal punto di vista economico, Anche voglio dal dire, punto di vista no? economico. Perché queste cose poi vanno dette, mica uno vive di Ancora rendita, stiamo no? pagando, insomma, però onoreremo tutti gli impegni piano piano, come abbiamo sempre fatto, sempre fatto. Senti, adesso che cosa prova? Adesso provo la gioia, non di chi, molti mi dicono se è il punto di riferimento nazionale, perché comunque siamo solo 2 le donne elette al centro-sud nell'uninominale. Io è una donna che è stata eletta in Campania. Con la quale è già entrata in contatto? La quale, no, non sono entrata in contatto, devo dire ancora ci devono riunire, oggi hanno fatto questa chat di parlamentari, quindi credo nei prossimi giorni, ed è comunque un esponente di Forza Italia l'altra eletta. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia ci sono solo io. Quindi devo dire la gioia del riconoscimento della gente e la gioia nello stesso tempo di aver gratificato e di aver risposto con fiducia alla fiducia che Giorgia Meloni mi ha dato, insomma. Senta, qualche sassolino dalla scarpa? Beh, sassolini alle scarpe, qualcuno in questi giorni ha tentato sulla stampa
Dico che no, non ne ho sassolini, nel senso che per me la gioia più bella è quello che dice la gente, nel senso non mi interessa neanche più la polemica fine a se stessa, mi interessa volare alto, qualificare la politica. L'unico forse sassolino che dovrò togliermi dalla scarpa è comunque quello di aver spesso subito delle bassezze anche sul piano personale, e io credo che la politica scinde dal personale, insomma, mi riferisco ovviamente al periodo delle regionali sempre, Sì. e quindi l'unico sassolino, insomma. Per il resto c'è solo Per il resto il tempo è gioia. galantuomo, è il tempo che fa tutto, il tempo è galantuomo, ho creduto che la giustizia, e ci crederò sempre, quindi... Ma se qualcuno 2 anni fa ti avesse pronosticato questo percorso, lei l'avrebbe preso per pazzo? Non ci avrei creduto, magari non per pazzo, però non ci avrei creduto, intanto perché avrei detto un po' quello che ho detto quando mi fu chiesto di candidarmi da tutti a sindaco della città di Catanzaro, avrei detto no, c'è un percorso che deve ripartire piano piano, una costruzione anche della stessa... Senta, la proposta di candidatura al sindaco di Catanzaro è un'altra trappola? No, in quel caso No? credo di no, perché ero riuscita. Era un modo per Intanto è stata incasellarla. fatta in un momento strategico, quando la gente mi ha riconosciuto di essere stata vittima di una legge incostituzionale, di non essermi arresa, quindi è stata fatta probabilmente perché si cercava di unire tante anime che si erano divise nel tempo, e forse non era, questo non credo, non è una trappola, ma ancora una volta ho dimostrato quello che credo mi appartenga: linearità, coerenza, lealtà, perché la lealtà non è mai venuta meno, questo per me è un principio fondamentale. Io ho subito la mancanza di lealtà, e quindi chi la subisce e la conosce non la pratica, e questo ritengo sia la differenza tra me e tanti altri. Questa lezione le è servita? Si è attrezzata con gli anticorpi? Mi è servita, non mi ha indurito, perché poi alla fine si dice che chi nasce rotondo non muore quadrato, vero? Mi è servita soltanto ad acquisire un bagaglio in più dentro di me, dove devi sempre e comunque dire alla gente da che parte stare e da che parte stai. E quindi mentre prima pensavo non ci fosse questa esigenza, oggi dico che invece la gente vuole sapere da che parte stai. Lei ha tanti conoscenti, ma amici? Amici non sono tantissimi, perché gli amici sono quelli che ti ritrovi nel momento della gioia e del dolore, che ti ritrovi nel momento no. Ho tantissimi conoscenti, credo tanta gente che prova tanta simpatia, ci sono amici, poi ci sono gli amici infanzia, gli amici che tu incontri in vari percorsi della tua vita. Non sono mai numerosissimi gli amici, perché amico significa, o amica significa condividere veramente un percorso anche interiore. Io poi della mia vita personale e privata difficilmente amo parlare. Non amo chi lo fa, soprattutto credo che c'è una sfera privata che deve rimanere tale, anche perché deve essere tutelata, no? Altrimenti insomma e questo ovviamente mi comporta anche, forse da questo punto di vista, pur essendo un'estroversa, una forma di chiusura invece rispetto... Ieri il tramonto, oggi l'alba, con tutto ciò che Qualcuno comporta diceva che questo, il no? sole sorge sempre, no? È stato un tramonto con tante sfumature straordinarie, alcune molto forti perché molto dolorose. Oggi l'alba, e l'alba però non è un punto di arrivo, assolutamente. sta per sorgere il Sta sole, per quindi, sorgere, voglio però dire, ecco, tutto il giorno è il mio punto di partenza. È il punto di partenza, e spero, ecco, quello che vorrei veramente realizzare, dare voce alla Calabria e ai calabresi in sede romana, cioè non essere e non passare come una parlamentare che in qualche modo alla fine... scaldasedie, insomma. Esattamente. Brutta, eh? Ecco, questo no. No, perché io, avendo fatto determinate critiche, se tu critichi, poi alla fine devi dimostrare di essere l'alternativa o comunque differente. A Vibo ci tornerà tra
qualche mese? No, subito, sto aspettando Giuseppe Mangialavoi, rispetto, volevamo organizzare qualcosa per ringraziare. Ho ringraziato Serra e il comprensorio, farò una tappa sul Basso Ionio, ma io poi ripercorrerò non solo i comuni che ho fatto in campagna elettorale, anche quelli che purtroppo per mancanza di tempo è stata una campagna elettorale veloce, ristretta, toccherò tutti i comuni perché voglio capire da sola le strade, voglio memorizzare, voglio sentire la gente, voglio in qualche modo vivere un territorio, anche se facevo la battuta all'onorevole Censori che devo dire garbatamente mi ha chiamato anche per fare gli auguri, che se deve arrivare lui da Serra San Bruno a Vibo ci metto nemmeno io da Catanzaro, quindi l'ho proprio cronometrato, insomma, quindi insomma... Senta, a chi la dedica questa vittoria? A chi l'ha dedicata questa vittoria? Allora, intanto a mio padre sicuramente, mio padre rimarrà un pilastro straordinario della mia vita, un uomo che ha saputo essere un grandissimo padre, un grandissimo professionista, e devo dire che non sono stata una figlia semplicissima, io sono stata una figlia che una ragazzina anche molto, piaceva fare motocross, insomma qualche problemino l'abbiamo sempre. Quindi a mio padre e poi credo a quei calabresi che hanno avuto il coraggio di dire no alle promesse, cioè la vera rivoluzione. La politica deve promettere ciò che può mantenere e la gente ti segue. Che la gente è troppo stanca, quindi a loro ovviamente il mio pensiero, insomma, a quei calabresi che vedono i figli partire perché non c'è altra soluzione, e a quei calabresi che non arrivano a fine mese. Ho visto veramente una delle ultime province, non l'ultima calabrese, ma una delle ultime province dal punto di vista, fermo restando che oggi sono l'unica parlamentare di centrodestra di Catanzaro, del catanzarese, quindi eserciterò il ruolo non da consigliere circoscrizionale, da parlamentare della Repubblica, riconoscendo a Vibo, al Vibonese, al collegio, i 22 comuni, i 5 del Reggino, ma parlando di una Calabria anche, ecco. Questo... Qualcuno partecipando ai suoi incontri le ha chiesto aiuto, un posto di lavoro, qualcosa? No, sinceramente solo una signora mi ha scritto l'altro giorno su Facebook di Ciron Marina, mi ha mandato le foto delle sue straordinarie figlie, laureate, che hanno fatto i master. Ho risposto alla signora che tra le tante cose che ho detto in campagna elettorale, che il politico non deve premiare la figlia di, deve creare opportunità perché tutti i figli di Calabria possano scendere in campo. Lei ci crede che sia possibile un futuro diverso per questa terra, onestamente? Ci crede, allora, è molto difficile, ci credo se tutti, quando dico tutti, diventano attori protagonisti, cioè la politica oggi è debole, quindi significa che essere attori protagonisti e non accettare più le regole di chi ha bisogno, cioè non accettare più chi ti lancia l'osso e andare a prendere l'osso. Bisogna avere in questo momento il coraggio di dire no grazie, perché tanto l'osso alla fine non ti sazia. E allora questo deve spettare ai cittadini calabresi, che in parte l'hanno fatto con un voto di protesta di una fetta del centrodestra che secondo me ha catalizzato la Lega, di quel PD che si è in qualche modo... A proposito, chi ha vinto secondo lei, chi ha perso in Calabria? Chi ha vinto e chi ha perso? Ha perso il PD, ha perso secondo me 5 Stelle che invece ha vinto numericamente, perché adesso ieri ho sentito Di Maio che parla ovviamente anche di una scelta, voglio dire, responsabile rispetto a uno scenario nazionale, però se quello che è successo in Puglia della richiesta del modello del reddito di cittadinanza è reale... Vabbè, quello è un fake, insomma. Potrebbe sicuramente, però il reddito, la dichiarazione ha pubblicato... Però la dichiarazione di Di Maio dice aspettiamo qualche anno perché ancora dobbiamo avvisare un paio d'anni. Ecco, forse questo dovevamo dirlo anche in campagna elettorale. E poi continui a dire chi ha perso. Poi ha perso, secondo me, anche una parte del centrodestra ha perso. Secondo me ha perso in alcuni casi perché non tutte le candidature sono state candidature che la gente ha riconosciuto e quindi ha perso la politica che in qualche modo ancora, per esempio, salvaguarda con i posti blindati, no? Cioè
Io parto dal presupposto che quando si rivedrà questa legge finalmente dovrebbe finire l'idea del paracadute, cioè mettiamo i più bravi scendono in campo, i meno bravi stanno in panchina, è la regola dello sport, è la regola della vita. Lei è una sportiva? Io no, non sono una sportiva, però non lo pratico e insomma si vede, ma lo guardo, quindi è comunque una regola, no? I valori dello sport, insomma. I valori dello sport, insomma, sono valori importanti che secondo me si devono associare in tante altre cose. Se sei bravo vinci, se no Se no. sei bravo vinci, altrimenti no. E non per il gusto, mai stravince, perché molta gente ama anche l'idea di stravince e secondo me quando si stravince è molto pericoloso. Poi si cade. Poi si cade. Perché poi le aspettative sono enormi. Forse Renzi docet, no, da questo punto di Esattamente, vista. e quindi ci vuole sempre quel giusto equilibrio della giusta vittoria e delle giuste risposte a quella vittoria. Grazie per essere stata con noi, Grazie, le auguriamo buon lavoro, Grazie. Ci vedremo poi nei giorni in cui verrà formalizzato tutto, ci sarà l'occasione per vedere anche che tipo di governo verrà fuori. Ci vorrà del tempo, ma molto tempo. Grazie a Wanda Ferro. Grazie a lei. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.